ultima cosa, io ultimamente avevo, questo non c'entra assolutamente niente con ciò di cui ho parlato prima, però ho trovato, mi hanno dato questo bellissimo libro di Luca Pacioli. Luca Pacioli è un matematico, era compagno di Leonardo da Vinci, era un compagno davvero, compagno di Leonardo da Vinci. Luca Pacioli tra l'altro è noto per aver scritto un libro sulla sezione aurea, la divina proporzione, è quello che ha inventato la partita doppia in ragioneria, e scrive questo libro che si chiama De Viribus Quantitatis, no? Sulla forza dei numeri, perché i numeri nel 1500 erano le quantità. Allora mi danno questo libro da commentare, ma io rimango assolutamente esterrefatto quando lo vedo. È un libro che raccoglie una quantità di problemi, di questioni, di indovinelli, di astuzie, di trucchi, per pagine e pagine descrive inchiostri simpatici. Poi tira fuori alcuni, e qui scoprite che c'è tutta una storia parallela nel pensiero umano, che è la storia degli enigmi. E ci sono alcuni enigmi che hanno attraversato la storia dell'umanità in tutti i sensi possibili. Per esempio uno di questi è quello che narra sin da Eschilo la morte di Omero. No? La morte di Omero, Omero muore di crepacuore perché non riesce a risolvere un indovinello. Questo è un frammento presocratico. Non riesce a risolvere un indovinello che gli pongono alcuni pescatori. Voi capite, Omero era il più sapiente dell'umanità, eppure, proprio per quello, quando gli pongono l'indovinello degli umili pescatori, non è possibile che lui, il più sapiente dell'umanità, non sappia rispondere. E in effetti muore di crepacuore. Io quando facevo il professore prima di fare il sindaco, spesso dicevo ai miei studenti: quando vi do un esercizio e non riuscite, diciamo, a risolverlo, vi dovete adesso non diventare cardiopatici, però insomma pensate alla storia di Omero, di come appunto accettò la sfida. Ebbene, l'indovinello è molto famoso, e quelli che abbiamo preso, i pescatori si trovano sulla spiaggia, quelli che abbiamo preso abbiamo gettato via, e quelli che non abbiamo preso portiamo ancora con noi. Chiaro che è un paradosso. Ce ne sono varie versioni, postcepimus, aspetta, dov'è? Dimisimus, post non cepimus habemus. Vabbè, ce ne varie varianti. Ve lo lascio come, però no, e qui è proprio un esempio di contrappasso inquietante. È la cosa, diciamo, che qualunque genitore prima o poi scopre, no? Cioè la risposta sono la cosa più volgare, più prosaica che ci sia. Questi sono pescatori, certamente non sono i pesci, perché sarebbero dei folli a gettare via quelli che hanno preso e ad avere con sé quelli che non hanno preso. No, sono i pidocchi. Quindi, capite, ma questo è un frammento sovranno. Ce n'è un altro, ma tra l'altro mi ricordo proprio la signora Fofanà del Mali. Una volta, come sindaco, appunto, la incontrai, e quasi sempre quando incontro qualcuno io non gli chiedo come sta, gli dico: scusi, c'è mica un indovinello? Ognuno ha le sue, e quindi gli chiedo: c'è mica un indovinello? E lei mi dice: sì, ce l'ho. E mi disse, e l'indovinello che mi fece fu questo: che cosa fa ballare sia lo schiavo che il re? Allora a me viene in mente quello di come si chiama? Di Omero, e le dissi: ah, lo so, il Pidocchio. Lei mi disse: no,
la formica che pizzica. Però capite che più o meno diciamo, la risposta è la stessa. Poi un altro degli esempi che fa è degli indovinelli che fa, ma qui mi colpiscono, è quello relativo alle parentele. Questo c'è in adesso ci metterò un po' per trovarlo, ma quello sulle parentele, aspetta, se mi date solo un attimo di tempo. Ce n'è di ogni genere, e non, vabbè, vi dico qual è la variante indiana. C'è Vikram Vetal, Bhoja Raju, Bhoja come la Cambogia, Raju re, e poi era il re della Cambogia, che narrava queste storie di Vikram come italiano, Vikram Vittorio. Lo sanscrito è esattamente uguale, no? È sorprendente, e Vetal che invece non è per niente uguale perché è dell'Avoltoio. Comunque l'aneddoto è questo: c'è questo padre e questo figlio che a un certo punto trovano delle orme nella foresta e dopo un po' dicono: ma queste sono orme di due donne, e sono veramente delle orme bellissime, una un po' più grande, l'altra un po' più piccola, e allora le vogliono, si addentrano sempre di più in questa foresta tropicale, e pian pianino, diciamo, di queste due donne che rincorrono questo padre e questa figlia, diciamo che se ne innamorano. Ma quella col piede grande dice si innamora il padre, dice sì, quella col piede piccolo è la più giovane, la più giovane è il figlio. Finalmente decidono, quando le troveremo le sposeremo. Le trovano, solo che quella col piede grande in realtà, giustamente, perché anche all'epoca insomma i figli avevano i piedi più grandi dei genitori, era la figlia, e invece quella col piede più piccolo era la mamma, e quindi appunto il figlio sposa la mamma e il papà sposa la figlia. Allora a un certo punto hanno due figli, allora si chiede che parente l'hanno tra di loro. Questo è racconto indiano in questa raccolta e che viene ripreso quasi pari pari da il nostro Luca Pacioli. Luca Pacioli, che poi in altri punti descrive. A me piace molto questo: supponete di avere, perché è un problema di ricerca operativa, se voi avete 100 perle, ne potete portare 10 alla volta, dovete appunto portarle a una distanza di 10 miglia e a ogni miglio ne dovete però pagare un impegno. Quante ne riuscite a portare? È chiaro che vi potete fare dei gruzzoletti o dei tesoretti, come si dice adesso, no, dei tesoretti lungo la strada. Va bene? Quindi ve lo lascio anche questo come problema di ricerca operativa. Insomma, le sorprese sono infinite. Gli indovinelli sono... La storia degli indovinelli ci accompagna, ce n'è di tanti. Dimme... chissà se ne trovo. Dimmi qual è quella cosa che più si accosta all'occhio, dimmi che cos'è che... non riesco mai a trovarlo però quella che volevo. Insomma, questo Luca Pacioli fa delle cose favolose, però vabbè, qua avrei dovuto cercarla prima, quindi francamente dovrò abbandonare la ricerca. Sì, insomma, chiede per esempio come fare a dividere, a dare un uovo ciascuno a due padri, due figli, se di uova ne ha solo 3. Tanto pensate a questo, mi è piaciuto.
l'avete trovata la soluzione? Come fa? C'ha solo 3 uova, devi dargli a 2 padri e 2 figli, come fa? Bravo, brava, bene, non male, vabbè dai, non riesco. Comunque, De Viribus Quantitatis a un certo punto arriva a quello che è l'esempio classico che come fece Archimede a scoprire che la corona di Gerone era stata, no, il problema Gerone, tiranno di Siracusa, diede dell'oro degli orafi, poi dopo un po' gli venne il sospetto, perché gli fecero la corona d'oro, però poi gli venne il sospetto che gli avessero sottratto un po' d'oro e avessero messo al posto dell'oro un altro metallo. Allora, l'argento. E allora appunto chiese ad Archimede di aiutarlo a scoprirlo. E c'è in tutta la storia della matematica, della linguistica, questo problema di Gerone. Come fa a scoprire? Vitruvio, che si occupava di architettura, avrebbe fatto meglio continuare a occuparsi di architettura, ne dà una risposta, disse, ah ecco, effettivamente l'oro ha un peso specifico molto maggiore dell'argento, quindi di fatto una corona d'oro ha un volume minore, no? Perché appunto loro la prima cosa che fanno la pesano, ma il peso è quello giusto, no? È quello dell'oro, però in realtà se ci fosse stato dell'oro fosse stato sostituito dall'argento, l'argento avrebbe avuto un volume molto maggiore. E quindi appunto la soluzione di Vitruvio è che Archimede prese la corona, la mise nel famoso bicchiere d'acqua, vide quanto saliva il livello, poi mise una uguale quantità di oro nell'acqua, vide quanto saliva il livello e così riuscì a scoprire appunto che effettivamente Gerone era stato truffato. Avevano di fatto sostituito dell'oro con dell'argento, perché quando ci infilò la corona il livello appunto salì molto di più, aveva un volume maggiore. In realtà da allora molti si sono domandati quanto grande fosse la testa di Gerone, perché davvero per riuscire a cogliere una differenza così infinitesimale di volume ci volevano strumenti che all'epoca non c'erano. Quindi è rimasto questo problema. Lo stesso appunto Luca Pacioli si inventa un modo per risolvere il problema di Vitruvio. Chi di fatto lo risolve proprio con una bilancia idrostatica e qui siamo all'associazione Galileo Galilei, no? È quello che appunto si inventa la bilancia idrostatica che amplifica appunto riesce ad amplificare questa differenza infinitesimale. È interessante appunto che anche Luca Pacioli in questo De Viribus Quantitatis si cimenta e propone per la sua soluzione, che diciamo è sbagliata, ma sì, insomma vi ho dato appunto ho voluto parlare di questo De Viribus Quantitatis anche perché appunto un mio coautore in questo commento era un professore che anche qui ha lavorato molto ed era il fratello, mi sembra, no? Si chiamava Tommaso Bagni e forse qualcuno di voi conoscerà, veniva appunto da Mogliano Veneto, adesso purtroppo è mancato, ma appunto anche con lui avevamo commentato questo straordinario libro di Luca Pacioli. Insomma, io adesso dovrei fare quello che si chiama wrap up, no? In inglese, quindi io mi porto sempre dietro una borsa perché quando vado in giro per il mondo raccolgo sempre dei giochini e non so, ma mi sembra sempre che abbiano qualche cosa di matematico, non so, poi magari non ce l'hanno, ma vero ce l'hanno, no? Per esempio questo, meraviglioso. Praticamente non c'è l'elastico, cioè tutto si fa perché no, semplicemente lo pizzico, è un'illusione, cioè, avrei potuto lasciarlo tutta la sera.